Buongiorno ragazzi, oggi perché si va a mare ci manteniamo leggeri, quindi voglio fare solo una bella papà di cozze, ecco qui già pulite e sistemate e adesso giustamente le andremo a fare, quindi ho proprio fatto una diretta, però le avevo già pulite prima, l'ho fatto in pescheria che hanno la macchinetta per pulire, quindi ho dovuto togliere solo un pochino, diciamo, in effetti. Quindi adesso le andremo a mettere qui dentro, quindi le buttiamo qui. Adesso mettiamo il famoso coperchio che come sempre non lo trovo, ed ecco qui, e adesso aspettiamo che incominciano a, diciamo, a bollire. In effetti adesso si devono aprire, quindi attendiamo la loro apertura, quindi mettiamo il coperchio ragazzi giusto 5 minuti e noteremo come incominceranno ad aprirsi, quindi attendiamo un pochino mentre qui abbiamo uno spezzatino con piselli, però questo qua stasera perché sennò oggi a mare non facciamo nulla, quindi attendiamo che incominciano ad aprirsi. Poi potete metterci anche un po' di limone, anche se col pepe non va, diciamo, messo il limone, quindi la pupa di cozze va mangiata solo così. Come vedete stanno incominciando ad aprirsi, quindi aspettiamo ancora un po', tanto da qua non mi muovo, proprio abbiamo fatto diretta nella diretta, quindi le faremo proprio vedere quando si aprono. Poi la curiosità è sempre più forte, quindi attendiamo ragazzi. Oggi fa troppo caldo, quindi mangiare sarebbe troppo perché davvero è pesante. Poi ho la fissazione, diciamo, di andare a mare, devo stare leggero, ho paura di andare troppo mangiato. Quindi in effetti eccole che stanno incominciando, quindi attendiamo. Ecco qua. Come potete vedere già si sta aprendo qualcuno, ma copriamo che è meglio. Volevo fare il video un po' alla volta, però ho detto faccio la diretta intera, così forse è più realistica in effetti. Diciamo se la registravo dovevo fermare un po', poi ricominciare, fermare, invece adesso è tutto diretto. Quindi ragazzi come vedete si stanno aprendo, facciamo un'ulteriore girata così ed ecco qua ragazzi che si stanno tutte aprendo. Chiudiamo un altro pochino, però altri qualche minuto si saranno aperte tutte le cozze, quindi una bella pepata di cozze e quindi andiamo a mare leggeri, quindi senza appesantirci proprio. Ecco qui ragazzi, in effetti sono già quasi tutte aperte. Una bella pepata di cozze ragazzi, anche perché di questi periodi diciamo è il periodo più buono per mangiarle,
perché già ad agosto incominciano a non essere tanto buone. Perché il mese giusto, guardate, per mangiare le cozze perlomeno è luglio. Già ad agosto, diciamo, si dice da noi che sono sceme, cioè che sono senza sapore, non perché sono sceme così. Quindi il periodo migliore per mangiare le cozze, cioè questi frutti di mare, è proprio luglio. Vedete come sono belle dentro? In effetti sono belle piene piene, ragazzi, come potete vedere sono belle piene. Ragazzi, vi auguro a tutti buon appetito. Io oggi vado sul leggero, mangerò solo le cozze, poi quando è stasera e vedremo. Poi per ora mi accontento solo di questo, diciamo, che già è molto. Ragazzi, buon appetito a tutti, e le cozze sono pronte, quindi posso anche farle riposare un pochino perché scottano troppo. Ciao a tutti e ci sentiamo più tardi.